quest'oggi le telecamere di Sardegna Live vi portano a Nuoro in un posto bellissimo con tanti animali, la fattoria di Minù. Seguiteci. Che è nata un po' così, nel senso che io ho trovato la prima pecora, che è Bea, nel cassonetto, appena nata, diciamo così, è stata buttata. Ho iniziato con lei, poi ne ho preso un'altra per fargli compagnia, che purtroppo non c'è più. E così, insomma, è nata questa idea, sai, per cani e gatti ci sono tantissime associazioni che fanno tante cose, però se trovi un agnello, cosa fai? In Italia ci sono tantissimi centri che fanno recupero di animali da reddito. Qua in Sardegna, che è poi la patria della pastorizia, dove questi animali insomma ce ne sono tantissimi, non c'era una. Sì? Nel frattempo questo bellissimo Così esagera. Non c'era appunto un posto dove poter accogliere questi animali. Poi una volta che io ho iniziato a conoscerli, diciamo così, meglio, ho visto che non c'è nessuna differenza se cresciuti in un determinato modo, o meglio in un determinato modo, se cresciuti come un cane o un gatto, ok? Il loro comportamento non ci sono differenze, quindi il mio obiettivo è diventato far vedere al mondo che appunto sono uguali. Anna, facciamo un censimento, come si suol dire, rapido di quanti animali hai all'appello qua alla fattoria. Vai. Allora, ci sono 3 asine, 2 cavalli, 5 pecore adulte, 3 piccoline, 4 capre, il maiale friscarosa che adesso vi faccio vedere, la VIP, Carletto che è giù, un bel po' di volatili, 30 gatti, 6 cani, una cornacchia. Kiku, vieni Kiku! Kiku! Allora, gli hanno tagliato le ali con le forbici, vedi che si vede il taglio netto. Ce l'ho da quest'estate. Queste ali non ricrescono, bisognerebbe forse, togliendo quelle penne tagliate, potrebbe rimetterle nuove. Però ormai lui gioca a fare pollo qua. Era il macello con le asine. Praticamente quando sono andata per riscattare le asinelle, lui è arrivato da lontano, come dire, stai portando via le mie amiche e io non vengo. Le asinelle sono 3, le abbiamo prese in un macello a Bultei, sono Sissi, Esmeralda ed Elsa. Sissi era gravida, Esmeralda è nata qua. Invece Wakanda è stata salvata dal gruppo della città, la Cavalla. E praticamente c'è stato un ragazzo che ha messo un post su Facebook, ha scritto meno 6 giorni e vai al mattatoio. A me mi hanno contattato e mi hanno detto ma tu la prenderesti? Ho detto guarda, io non ho granché spazio per un cavallo, però intanto togliamola e poi dopo si vedrà cosa fare. Ed è ancora qua. Ok. Anna, adesso stiamo andando a vedere un po' la mascotte della fattoria, una maialina. La sua è maialona. La sua è diventata comunque una bellissima storia, ma è nata da una storia un pochino triste anche. Sì, è nata da una storia un pochino triste perché lei è nata qua dal vicino, la mamma è morta di parto, ha fatto lei e poi è morta. Io l'ho presa nella speranza, cioè convinta che l'avrei mandata in qualcuno di quei centri grandi che ci sono su, che tengono questo genere di animali. E invece così ho scoperto che non la potevo né mandare da nessuna parte, né tenere, né niente. Fatto sta che ancora è qua. Buongiorno!
Quanto pesa questa maialona, come si suol dire? Peserà 200 kg, penso, 250. Io cerco di tenerla a dieta proprio perché non potendosi muovere tantissimo non voglio che poi abbia problemi alle articolazioni, insomma. Quindi cerco di dargli cosine leggere, però fa effettivamente pochissimo movimento. Well, it ain't cheap being poor, and I can't take any more of the tickets and the Guarda un po' che sei arrabbiata che sei entrata nel suo spazio. Ecco, Esci ecco. subito, Quartz. Generalmente quando io metto da mangiare a lei, le capre, specialmente le altre, entrano a rubargli il cibo. E lei non ha mai avuto questa reazione. Ora sembra una fesseria, ma lei si è accorta che quel capretto non l'aveva mai visto. Lei tollera moltissimo i gatti perché quando era piccola, che ce l'avevo giù, dormiva nella casetta dei gatti. Si coricavano assieme, c'era un divanetto per i gatti, lei aveva il suo spazio per terra, una coperta. C'è una finestra esterna, un giorno passavo dietro e dalla finestra ho visto lei coricata sul divano lunga con tutti i gatti intorno. Bacio. Gatto maiale. Lei è un po' la situazione che più mi dispiace degli animali che ci sono qui al rifugio, perché lei è costretta a stare in uno spazio che, per carità, rispetto a come vengono tenuti i maiali da carne, diciamo così, lei sta bene, però da lì non può uscire ed è sola lì. Cerchiamo di non fargli mancare nulla, però mi sarebbe piaciuto dargli un po' di spazio in più, ecco. Se pensi che per legge loro hanno un box 1 per 2 entro tot vengono macellati, lei fa 3 anni a maggio, gli è già andata benino, no? Però a me sarebbe piaciuto potergli dare di più. Si chiama Sbirulino, è un gatto che qui è arrivato da solo, io mi sono subito accorta che lui aveva qualcosa di strano, lui deve aver sofferto di ipossia durante il parto, è rimasto appunto con dei problemi neurologici, tra cui la lentezza, lui fa tutto piano piano, lo sguardo un po' spento. No, è meraviglioso. Lui dà un sacco di baci, coccolosissimo. Per fortuna è entrato qua dentro, perché altrimenti... Quanto costa in termini di tempo, ma anche in termini economici, tener su davvero una fattoria così bella? Allora, in termini di tempo, tutto il giorno, 365 giorni l'anno, nel senso che loro mangiano tutti i giorni, bevono tutti i giorni e tutti i giorni devono uscire. In termini economici, moltissimo, spendiamo più o meno 100 euro di fieno a settimana, ogni 10 giorni dai una rotoballa. Un po' perché non abbiamo neanche le cose fatte bene, nel senso che per esempio di fieno, come vedi, c'è tantissimo spreco, però mi sono informata per il costo di un portaballoni in fieno costa 500 euro e io con 500 euro compro un bel po' di balloni, quindi scelgo sempre di comprare quelli. E poi con le donazioni che sono arrivate dopo il servizio delle Iene abbiamo fatto, vedi, le stalle, perché queste casette che vedi qua dietro c'erano già. Abbiamo rifatto il tetto perché entrava l'acqua e poi una copertura davanti in maniera che io là dentro gli metto il fieno e non si bagna quando piove. Questo è quello che abbiamo fatto. E poi vabbè, c'è il mio lavoro, che in realtà non è un lavoro ma una passione che non è mai quantificato, però se non c'è una svolta il progetto si ferma qua, nel senso che se oggi mi chiamano per un altro cavallo non lo posso prendere. Questa è Happy, questa col maglioncino rosso, e questa è B. Allora B è stata trovata dentro un sacco, buttata in campagna, un sacco di mangime per animali, appena nata e niente, l'abbiamo levata col biberon. Invece Happy arriva da Galtellì, sì, mi ha chiamato una signora di Galtellì, l'hanno trovata in un campo, magari si è addormentata, è andato via il gregge ed è rimasta lì. E quindi niente, ho detto sì, portamela così crescono insieme.
cosa molto molto importante che vorrei ottenere, che mi piacerebbe fare per loro, è il fatto che veniamo riconosciuti come rifugio, perché non siamo allevatori, non guadagniamo, non vengono strumentalizzati in niente, perché anche quando faccio i laboratori magari con i bambini sono sempre gratuiti oppure ad offerta, e quindi sarebbe importantissimo per me che venisse riconosciuta questa categoria. Allora spesso mi dicono: tu fai pet therapy con gli animali. Io non faccio pet therapy con gli animali, non ho i titoli per farla, ok? Però ho messo a disposizione la struttura a chi ha i titoli e volesse fare pet therapy e magari non ha un punto di appoggio, per avviare dei progetti nella quali io mi occupo della parte animale e loro si occupano degli utenti. Come ha risposto la comunità di Nuoro, nel senso i tuoi concittadini, ecco, come hanno reagito a questa fattoria, a questa tua decisione di prenderti cura di tanti animali? In realtà qua un po' ignorano, nel senso che secondo me pensano che sia un po' la pazza del villaggio, sai, in Sardegna che vuoi tutelare pecore e maiali? Questo è Carletto che quando è venuta Nina l'ha preso anche in braccio, lei era piccolino allora, lo vedi? Lui l'abbiamo preso perché comunque quando vengono i bambini di Friscarosa avevano un po' di timore. E allora, Giorgio, smettila! allora avevo trovato lui e lui è un cane, cioè lui è proprio un cane, non c'è, è dolcissimo, sono intelligentissimi. È una caratteristica loro questa pancia così, si chiamano proprio maialini pancia tazza. Gonna hit the ground running just as fast as I can. Gonna hit the ground running. Lie down. Gli ho insegnato a fare il giro della casa, così va direttamente a prendersi il pallone dall'altra parte, perché altrimenti se glielo tiri qua te lo riporta dopo 3 secondi, vero? Vai, go! No, ma è meraviglioso, cioè. Io glielo tiro lì. Gotta hit the ground running. Piccola Fiona che ha fatto un sacco di persone hanno chiesto di lei è stata accalappiata ad Usini con una rogna sarcoptica, sta già un po' meglio, quando è arrivata non aveva neanche un pelo e niente, lei doveva finire in un canile lì. Mi hanno contattato le volontarie, io generalmente non prendo cani perché altrimenti sarei già piena, però ho detto vabbè, intanto mandamela e scampiamo il canile. Lei adesso ha proprio freddo, vedi che infatti gli ho messo il maglione senza un pelo, è freddolosissimo, è vero mo? Io credo che ognuno venga qui con un suo compito, il mio è sicuramente questo. Nel senso che già da piccola recuperavo qualunque cosa. Allora, un'altra ospite. Lei chi è? Questa è Cecilia, lei me l'hanno portata a sabato, mi ha chiamato una ragazza da Oristano e mi ha detto che è stata trovata sempre in un campo, ancora col cordone ombelicale fresco, infatti se vedi ce l'ha ancora. E mi ha detto dai ti prego la prendi, e che fai? Te ne privi? È bellissima, è molto bella, vedi abbiamo il panno perché sennò dentro casa fa un pasticcio. Tantissime persone ci hanno chiesto di poter venire e trascorrere magari un weekend qui al rifugio, o magari anche delle persone che vogliono venire a fare volontariato e magari vengono da fuori. Praticamente abbiamo ristrutturato una roulotte ed è possibile passare un weekend qui al rifugio, vivere gli animali a pieno contatto e lavorare con noi, nel senso che comunque sia le persone che vengono possono occuparsi degli animali assieme a noi, o magari trovi quello che è bravo
col legno e possiamo costruire dei rifugi. Per esempio sono venuti da poco dei ragazzi con la quale abbiamo costruito una voliera in un weekend, è stata un'esperienza molto carina sia per loro e una buona mano d'aiuto anche per noi. Anna, abbiamo visitato insieme a te questa bellissima fattoria, abbiamo incontrato e conosciuto tanti animali, ma spieghiamo anche il fatto stesso che le persone che ci vedranno a casa intanto possono contribuire, possono anche venire a dare una mano qua, oltre a un aiuto economico. Abbiamo in sovraimpressione la pagina Facebook e il vostro sito, però c'è un appello che tu vuoi lanciare in particolare anche alle istituzioni. Qual è? Come ti dicevo prima, la cosa fondamentale è che ci riconoscano che riconoscano la categoria rifugio, ok? Perché comunque sia non siamo una fattoria didattica, gli animali non vengono sfruttati in nessuna maniera e quindi è importante che ci sia questo fatto che venga trovata una soluzione per mettere in regola il contesto, ok? Un posto dove le persone se trovano, se comunque sia hanno necessità di aiuto per un animale del genere, noi possiamo accoglierlo senza rischiare di avere problemi.